Buongiorno da Taglio di Po, Luigi Crivellari apre la sua vecchia casa di famiglia alla presentazione di un libro di Sonia Elisa Pasini, Sulle note di un violino, un'accurata biografia delle figure di Bismarck e Annunzio Paolo Mantovani, musicisti tra i più acclamati ed importanti nel panorama mondiale, originari di Taglio di Po. Bismarck Mantovani fu il violinista preferito di Pietro Mascagni, che lo nominò suo assistente alla Scala di Milano. Nato a Taglio di Po l'11 settembre 1874. Il figlio, Annunzio Paolo Mantovani, che nacque a Venezia il 15 novembre 1905, è stato un direttore d'orchestra e arrangiatore italiano, conosciuto per la carriera internazionale svoltasi in particolar modo nel Regno Unito. Con la sua orchestra ha inciso una cinquantina di album musicali e colonne sonore cinematografiche. L'importanza di Annunzio Mantovani è suggellata anche dalla stella sul Walk of Fame di Hollywood. Casa Crivellari, dopo questo evento, sarà data in comodato d'uso gratuito alle associazioni musicali, letterarie e non solo, che promuoveranno nel paese di Taglio di Po presentazioni di libri con la presenza degli autori, conferenze sull'arte visiva e momenti musicali di altissimo livello. Era doveroso per Taglio di Po, città della musica, come recita una delle caratteristiche del paese, ricordare i due Mantovani, ed il merito va sicuramente a Luigi Crivellari, studioso e mecenate tagliolese. Perché questa casa praticamente oggi è un giorno importante per me, perché è anche un battesimo, è la prima volta che viene aperta al pubblico e il futuro di questa casa probabilmente, quasi sicuramente, insomma, avverrà in collaborazione con il conservatorio, e quindi sono molto contento e onorato della loro presenza. Volevo fare una considerazione oltre ai ringraziamenti e il benvenuto. Grazie infinite a Sonia, perché questo libro di Sonia, se non ci fosse stato, noi non saremmo qui, ma nemmeno i cittadini di Taglio di Po saprebbero di questa famiglia di grandissimi musicisti che hanno onorato la musica nel mondo. Quindi è una scoperta, voglio dire, non è che ci siamo dimenticati di loro, non sapevamo proprio che esistessero. Quindi, voglio dire, è una cosa notevole come tipo di ricchezza anche per la comunità. E la metà dei presenti qui è costituita da musicisti o addetti alla musica. Io direi che il testimonio dei Mantovani passa a questa ricchezza che abbiamo ancora a Taglio di Po, perché abbiamo una scuola di musica, abbiamo maestri, voglio dire, tanti che appartengono alla scuola di musica, ma anche, voglio dire, che non appartengono alla scuola di musica. E siccome la produzione dei Mantovani è grandissima, può essere già Sonia, con la sua sensibilità e generosità, che destina la vendita dei libri a una borsa di studio o una tesi, è un passo molto importante e significativo, perché possiamo approfondire questa ricchezza che fortunatamente abbiamo. Il nostro sindaco, anche lei, ha condiviso questa grossa opportunità appunto di avere questi protagonisti, e noi qui non è che risolviamo il problema della conoscenza e della cittadinanza. Questo era un evento che non andava fatto in casa Crivellari, ma andava fatto in Sala Europa oppure in un'altra destinazione, ma lo faremo. Il maestro Gildo Turolla e Jessica e tutti i maestri di musica di Taglio di Po faranno un evento musicale destinato ai musicisti e tutti i cittadini di Taglio di Po potranno parteciparvi, quindi non c'è nessun tipo di esclusione e compagnia. Noi siamo qui in pochi, là saranno in tanti e sapranno essere in tanti e conoscere questa realtà.